4 punti dividono ACR Messina e Città di Messina quando è l'alba della 27esima giornata del campionato di Serie D e lo stadio Franco Scoglio vede la sfida tra le due compagini peloritane impegnate nella lotta alla salvezza diretta. Da una parte la formazione di mister Biagioni che con 10 punti alle ultime 4 giornate è riuscita a uscire dalla zona play-out, fondamentale in questo caso il successo per 1-0 contro il Gela della settimana precedente al turno di riposo. Dall'altra invece il Città di Messina a 27 punti in classifica, a 4 lunghezze proprio dall'ACR Messina dopo la sconfitta per 3-1 contro il Bari. Andiamo a guardare i 22 che scenderanno in campo e 4 dei 3 per l'ACR Messina con Meo tra i pali. La linea difensiva vede Biondi e Aldovrandi sugli esterni, Ferrante e Zappalà al centro, a centrocampo il metronomo e Fabio Bossa ai suoi lati ci sono Tradidi e Cocimano, in avanti Arcidiacono con Marzullo e Catalano. Dall'altra parte risponde il Città di Messina che ritorna al 3-5-2 e vede il rientro in campo di Paterniti tra i pali. Davanti a lui ci sono Bellopede, Berra e Bombara, a centrocampo sugli esterni Fofanà e Fragapane. Un altro rientro a centrocampo nel Città di Messina, quello di Peppe Costa dopo 3 turni di squalifica, insieme a lui in mediana Lorefice e Calcagno. In avanti la coppia d'attacco è quella affidata a Luifa Calesio e Enrico Di Vincenzo. Viene osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio della gara per ricordare la scomparsa di Pippo Sciotto, fratello del presidente dell'ACR Messina Pietro. Un giro di lancette e subito biancoscudati che provano a rendersi pericolosi. Il lancio da parte di Cocimano perfetto su Arcidiacono che salta Paterniti, ma c'è la chiusura provvidenziale da parte di Fofanà sul capitano dell'ACR Messina. Il nostro fermo immagine fa vedere come Arcidiacono fosse leggermente in avanti sul lancio di Cocimano. Calcio d'angolo per l'ACR Messina, colpi proibiti tra Arcidiacono e Fragapane e il capitano dell'ACR Messina a stendere l'esterno giallo-rosso, come possiamo vedere dal nostro rallenti. Chiede spiegazioni Calesio al capitano della formazione bianco-scudata quando c'è un calcio di punizione per i ragazzi di mister Biagioni, con Catalano a mettere il pallone sul primo palo. Si avventa Ferrante, ma c'è anche l'uscita da parte di Paterniti e poi Berra ad allontanare definitivamente il pericolo. Ancora con un tiro da fermo l'ACR Messina a provarci il solito Catalano che mette sul primo palo, allontana in chiusura difensiva Calcagno sull'ex Roccella. Attenzione perché si accascia a terra Fofanà, si avvicina il direttore di gara Davide Di Marco della sezione di Ciampino e decide di allontanare il direttore sportivo dell'ACR Messina Torma. Su questo episodio continuiamo il nostro racconto del primo tempo. Prima chance anche per il Città di Messina, scambio Lorefice Fragapane, ancora Fragapane e qui va a scartare di netto Biondi, viene steso così da Bossa al limite dell'area del rigore. Il direttore di gara allora decide per il calcio di punizione in favore delle Città di Messina, ne vuole 3 in barriera Meo. Costa sul punto di battuta, si aspetta solo il fischio, parte l'ex Sant'Agata che cerca l'incrocio dei pali, sfiora solamente il gran gol, mani tra i capelli per Costa quando viene allontanato anche il team manager delle Città di Messina Luigi D'Alessandro. Calcio d'angolo per l'ACR, sul punto di battuta come detto ci va sempre Catalano sul primo palo, si ritrova il pallone lì e non riesce a tramutarlo in gol Ferrante. Siamo praticamente in chiusura di prima frazione quando Marzullo, bravissimo qui a saltare Bombara, ancora Marzullo, ottima ripartenza per l'ACR Messina, si lancia nello spazio a Arcidiacono, si allarga invece Cocimano, Marzullo dovrebbe servirlo, sbaglia però, svirgola il pallone e allontana la difesa delle Città di Messina quando viene allontanato anche il tecnico dell'ACR Oberdan Biagioni. Finisce così il primo tempo 0-0 allo stadio Franco Scoglio tra Città di Messina e ACR Messina, pochissime le emozioni fino a questo momento. Partiamo allora col film della seconda frazione, Calcagno subito dentro per Di Vincenzo, ottimo lo stop, poi viene fischiato fallo in attacco al numero 11 di mister Viola, al nulla quindi vale la parata di Meo sull'Orefice. Dall'altra parte ancora Catalano che prova a inventare verso Arcidiacono che anticipa così Paterniti, non riesce però il capitano della CR Messina ad avere il guizzo giusto per il gol del vantaggio. Ancora Catalano a lanciare stavolta per Marzullo, spalla alla porta, Marzullo si inventa questo tiro, ma c'è una gran parata da parte di Sebastiano Paterniti. Rivediamo qui la botta del numero 9 della CR Messina e la gran parata dell'estremo difensore delle Città. Calcio d'angolo, Ferrante sul primo palo interviene tutto solo e non riesce a trovare il gol del vantaggio. Doppio cambio del Città di Messina, entrano infatti Ferraù e Santoro per Di Vincenzo e Lorefice attacca però ancora la CR dalla destra, arriva il cross di Catalano, prova a girare così, non riesce a trovare però il guizzo giusto Giuseppe Tedesco. Siamo praticamente allo scadere, ancora Arcidiacono che riesce a passare su Bellopede, Arcidiacono in area di rigore, va col destro, lento tra le braccia di Paterniti. Si concluderà così anche la partita 0-0 allo stadio Franco Scoglio tra CR Messina e Città di Messina, che restano dunque divise da 4 punti in favore della formazione di mister Biagioni. La prossima gara il Città di Messina torna al Despar Stadium e affronterà il Marsala. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.